Continua la misteriosa sindrome che ha colpito i giocatori dell'Udinese. Altra prestazione scadente quella messa in scena ieri pomeriggio al Friuli contro il Palermo. 3-1 per i siciliani e solo grazie alla sportività degli avversari si è evitato il passivo pesante. Una squadra spenta, priva di idee, non consona a seguire gli input del suo allenatore. Fuori dai denti è facile sparare sul mister, ma la verità è che Andrea Stramaccioni è il meno colpevole su questa rotta di Caporetto intrapresa da Di Natale e compagni. Siamo rompete le righe generale, non ci sono più gli stimoli di una volta. La pancia piena di qualcuno, sommata alle sirene di altri lidi più prestigiosi e ben remunerati, fanno il resto. La società ha le sue colpe perché è incapace di stimolare, anzi vergare i suoi dipendenti nel rispetto della maglia. I tifosi le hanno piene, il colmo è stato superato e hanno tutto il diritto di protestare. Udine è una piazza tranquilla dove tutti possono lavorare, ma quando quella la monta al scagno anche il buono si arrabbia, gridando la frase di circostanza: adesso per te saranno volatili per diabetici. Saranno... Morale, hai è talmente clare che ven fur pai bocui.